Buongiorno, buona domenica e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia. I titoli del nostro telegiornale. Incidente mortale in pieno centro a Noto. La vittima è un quindicenne che viaggiava su uno scooter guidato da un coetaneo, rimasto gravemente ferito. Traffico e disagi sull'autostrada 18 Messina-Catania. È chiuso un tratto tra Roccalumera e Tremestieri. Interventi sul costone. A rischio crollo. Veicoli dirottati sulla statale 114. Lavori alla diga Ancipa. Da mercoledì potrebbero esserci disagi anche nella fornitura d'acqua nei comuni del Nisseno e dell'Ennese. Si accende lo scontro politico in maggioranza dopo i ritardi nei referti istologici all'ASP di Trapani. Rischia il manager Ferdinando Croce, solo Fratelli d'Italia lo difende, l'ira del presidente Schifani. Il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI da Cireale, dialoga con gli studenti e con il presidente della regione. Apertura sullo Ius Scholae agli studenti migranti. In Sicilia sole e aumento delle temperature in città o al mare, tutti a passeggio per godersi il primo assaggio di primavera. Calcio, oggi è il giorno del derby Messina-Catania, squadre in campo al Franco Scoglio alle 19:30. La partita sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Telecolor. Ancora buongiorno, la cronaca, gravissimo incidente stradale la notte scorsa a Noto, nel siracusano. Un minorenne che viaggiava a bordo di uno scooter è morto, mentre l'altro ragazzino che era con lui è rimasto gravemente ferito e trasportato d'urgenza all'ospedale San Marco di Catania. Il servizio di Francesco Aloi. Un morto ed un ferito grave, entrambi giovanissimi. È il triste bilancio dell'ennesimo incidente stradale, questa volta a Noto. A 2 passi dal centro, qui in via Aurispa, Francesco, 16 anni, è volato via. Ho sentito io le ambulanze, ho sentito tutte le sirene delle forze dell'ordine e poi sentendo così ci siamo svegliati e abbiamo saputo che c'era stato questo incidente. L'impatto, forse con un'auto che arrivava dal senso opposto, ha svegliato tutti. Era passata la mezzanotte quando questa strada è stata illuminata da lampeggianti blu ed urla. Su asfalto e marciapiedi ci sono ancora i rilievi. Spetterà alla polizia stabilire le responsabilità. Ma c'è chi dice che qui non sempre si rispetta il codice della strada. Alla guida dello scooter pare ci fosse l'amico di Francesco, quindicenne, adesso in prognosi riservata al San Marco di Catania. I due frequentavano la stessa scuola calcio. Sangue anche nell'Agrigentino. Sulla 115, all'altezza del bivio di Realmonte, un'auto si è scontrata con 2 moto. 3 feriti, ma ad avere la peggio un centauro cinquantenne, trasferito in codice rosso al Sant'Elia di Caltanissetta. Chiude un tratto dell'autostrada A18 tra Messina e Roccalumera, disagi per tutti i paesi della Riviera Ionica perché il traffico si è riversato tutto sulla statale. Ci va il punto Francesco Triolo. Una mattinata infernale per i paesi della fascia ionica messinese da Roccalumera a Messina. La chiusura dell'autostrada 18 dalle 6 sino alle 18 ha trasferito tutto il traffico sulla strada statale 114 con i previsti ed inevitabili disagi per automobilisti e residenti. Gli automobilisti diretti a Catania sono stati costretti ad uscire a Tremestieri e proseguire sulla statale, mentre per quelli diretti a Messina l'uscita obbligatoria era a Roccalumera. I disagi sono stati tutti per la fascia ionica, Messina viabilità in affanno nella zona sud sino a Caposcaletta, mentre da Roccalumera il traffico si è riversato totalmente nei paesi della Riviera. Il problema principale è stato quello dei mezzi pesanti che già da Roccalumera hanno creato diversi ingorghi. Il nodo più appesantito è stato soprattutto quello sulla passerella tra Nizza di Sicilia e Dalit Terme. C'è un traffico di mezzi pesanti al di sopra di quelli che possono essere autorizzati, quindi ci riaccorderemo nuovamente in prefettura per evitare successivamente che questo accada. Maggiore buonsenso, maggiori controlli e soprattutto dare attuazioni a quelle che sono le direttive che poi vengono impartite nei tavoli tecnici. La chiusura del tratto tra Tremestieri e Roccalumera in entrambe le direzioni si è resa necessaria per rimuovere alcuni massi in bilico proprio a pochi centimetri alla carreggiata sopra la galleria a piano Cutiri all'altezza del comune di Scaletta, dove è stato rilevato un cedimento che ha anche danneggiato la rete che avrebbe dovuto frenarne la caduta. L'intervento dei rocciatori è iniziato già di prima mattina, intanto facendo saltare tutti i massi instabili.
prima della messa in sicurezza della parete rocciosa, un lavoro che potrebbe essere concluso nella giornata di oggi, altrimenti si procederà alla chiusura dell'autostrada nuovamente anche domenica prossima. Sicilacque avvia il piano di manutenzione straordinario sulle infrastrutture per ridurre le perdite. Mercoledì prossimo iniziano i lavori all'Ancipa e in diversi comuni dell'Ennese e del Nisseno sarà interrotta la fornitura idrica. Il servizio di Rita Cinardi. Partiranno mercoledì 19 marzo i lavori lungo l'acquedotto Ancipa, rientranti, come annunciato da Siciliacque, in un più ampio piano di manutenzione straordinario sulle infrastrutture per migliorare l'efficienza del servizio e ridurre le perdite. Gli interventi serviranno a scongiurare il verificarsi di nuove criticità ed emergenze idriche nei comuni del centro Sicilia che hanno vissuto mesi drammatici proprio per la carenza d'acqua. Per limitare i disagi, scrive Siciliacque, i lavori sono stati programmati in concomitanza con un intervento dell'Enel nella centrale di sollevamento di Cozzo della Guardia, che avrebbe comunque determinato un disservizio dell'acquedotto Madonie Ovest. Nel dettaglio sarà eseguita la manutenzione della condotta, la sostituzione delle tubazioni in alcuni punti, la manutenzione straordinaria delle valvole in uscita dal potabilizzatore Ancipa e l'installazione di nuove valvole al nodo Ancipa Blufi di Cozzo della Guardia rimosse durante il funzionamento inverso dell'acquedotto. Durante i lavori verranno sospese le forniture in diversi comuni dell'Ennese e del Nisseno. A Caltanissetta la fornitura verrà ridotta a 110 litri al secondo, poiché il comune sarà alimentato soltanto attraverso le fonti dell'acquedotto Madonie Est. L'erogazione dell'acqua riprenderà fra la mezzanotte di mercoledì e il pomeriggio di giovedì 20 marzo. Adesso la sanità e la politica, perché bufera sul manager dell'ASP di Trapani, Ferdinando Croce, per la vicenda dei referti istologici consegnati in ritardo ai pazienti. Lo scontro, dicevo, diventa politico con il presidente della regione Renato Schifani, che pensa a silurare il direttore generale, che viene invece difeso dai dipendenti della stessa ASP. Il servizio è di Maglio Viola. Non bastano le scuse pubbliche del governatore Renato Schifani ai circa 170 familiari e pazienti malati di tumore che hanno avviato le cure solo adesso, lo hanno fatto senza certezze per il ritardo inaccettabile dei referti istologici. Da una parte due procure, quella di Palermo e quella di Marsala, indagano su pazienti morti o che hanno patito danni irreversibili a causa del ritardo dell'ASP di Trapani, dall'altra la polemica cresce di tono e diventa politica. Schifani ora pensa ad una sospensione per Ferdinando Croce, il manager dell'ASP, al centro degli attacchi delle opposizioni e della pubblica opinione. Ma il tema è complesso. Croce è esponente di Fratelli d'Italia e per il partito della Meloni è anche assessore a Giardini Naxos. Sulla vicenda dei referti in ritardo, inoltre, le responsabilità sono tante. A luglio del 2024 l'ASP infatti aveva lanciato l'allarme comunicando le difficoltà anche all'assessorato e lanciato anche un interpello alle altre ASP e ospedali dell'isola chiedendo aiuto e proponendo una convenzione per smaltire l'arretrato. Appelli caduti nel vuoto fino allo scoppiare dell'emergenza, al piano in 7 punti e all'intervento del governatore. Ma per Schifani chi sta al vertice deve assumersi le responsabilità anche degli errori degli altri. Fatti del genere non possono più verificarsi in Sicilia, io credo, non si sono mai verificati nemmeno nel paese. Non possiamo consentirlo, né lo consentiremo. Ma a Trapani, dove Regione e Ministero hanno appena concluso l'ispezione, non ci stanno e un gruppo di dipendenti dell'ASP lancia una petizione in difesa del manager, auspicando che resti alla guida dell'azienda. Una cosa simile era successa mesi fa a Villa Sofia di Palermo, dove quasi tutti i primari difesero il direttore sanitario dimissionario, ma fatto fuori alla fine ugualmente. Il presidente della CEI, il cardinale Matteo Zuppi, ad Acireale per parlare di cittadinanza. Un tema caldo non soltanto dal punto di vista politico, dalla legge del 92 attualmente in vigore alla proposta dello Ius Scholae. I cattolici, dice, devono portare la loro sensibilità. Il servizio di Orazio Longo. Mettere insieme accoglienza, identità e futuro. Il cardinale Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, ospite del Mese della Cultura da Acireale, risponde al tema dello Ius Scholae, il principio che ha portato anche a una proposta di legge fermatasi in Parlamento con una pietra tombale posta dalla Premier Meloni lo scorso gennaio, secondo cui i minori nati da genitori stranieri possono acquisire la cittadinanza italiana al termine di un ciclo di studi. Sono 40 anni che ci misuriamo con un cambiamento epocale, quindi dobbiamo anche fare un po' tesoro, un po' della storia del nostro approccio e soprattutto guardare con consapevolezza, con responsabilità il presente e il futuro,
per cui io penso che certamente i cattolici devono portare la loro sensibilità alla dottrina sociale della Chiesa e poi trovare le soluzioni migliori. Un tema di cultura, dice Zuppi, che deve riguardare tutti. Secondo i dati del Ministero dell'Istruzione sono quasi 1 milione gli studenti con cittadinanza non italiana, l'11% della popolazione scolastica. Un tema di civiltà e trasversale che tocca la maggioranza, sottolinea il Presidente della Regione Schifani, che ricorda la proposta di Forza Italia. Siamo per fare in modo che chi nasce in Italia e possibilmente con lo ius soli temperato e cioè sia figlio di una persona che almeno vive in Italia da 1 o 2 anni, un straniero possa diventarlo, o coloro i quali seguono un ciclo di studi di un certo livello attraverso il quale conoscere i nostri valori, la nostra Costituzione, riconoscersi nella nostra identità, abbia il diritto di essere riconosciuto. Attualmente la legge che regola il riconoscimento della cittadinanza è quella del 92, che però da molti viene considerata insufficiente. Adesso vi mostriamo le immagini come sempre straordinarie dell'Etna, perché a partire dalla tarda serata di ieri i tecnici dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia di Catania hanno registrato una nuova attività stromboliana dai crateri sommitali dell'Etna con nuova emissione di lava, il fenomeno ben visibile anche dalle telecamere termiche di sorveglianza. Le esplosioni e i boati provenienti dal vulcano sono state udite ieri sera in tutta la zona di Etna Nord. Il fenomeno non ha prodotto emissioni di cenere e l'aeroporto Fontanarossa risulta attualmente pienamente operativo. A maggio cominceranno i primi lavori per riqualificare una delle torri note come incompiute nel quartiere catanese di Librino, grazie a un progetto che coinvolge il Comune di Catania e l'Istituto Autonomo delle Case Popolari. Ci spiega tutto in questo servizio Simona Mazzone. Una parte dei lavori, quelli di competenza comunale, partirà a maggio per dare, a opera ultimata, dignità a una parte del quartiere di Librino a Catania, dove sorge una maxi discarica ai piedi dei 2 edifici conosciuti come le 2 torri, oggi spettro di alloggi mai consegnati, simbolo di abbandono e degrado. Questi palazzi troveranno nuovamente decoro. Un progetto è già esecutivo appena approvato dalla giunta comunale col sindaco Trantino su proposta dell'assessore Parisi, che ha stanziato oltre 6 milioni di euro per il recupero di una delle torri, utilizzando fondi UE del piano sviluppo e coesione. I lavori per il completamento della torre di San Teodoro sono affidati per metà al comune e per la restante parte fino al 7° piano all'Istituto Autonomo Case Popolari, con un finanziamento del Dipartimento regionale delle infrastrutture di 5.600.000 euro, secondo un progetto da approvare e trasmettere entro aprile per essere avviato verso la gara d'appalto. La notizia arriva a 2 giorni dalla protesta del SUNIA, il sindacato degli inquilini, con alcuni dei destinatari degli alloggi popolari. La torre San Teodoro, imponente struttura in gran parte vandalizzata, rimasta incompiuta da oltre 25 anni, è composta da 72 alloggi distribuiti su 12 piani residenziali, realizzati su una parte basamentale di 4 piani, un parcheggio, un deposito, negozi e uffici. Per l'altra torre, Biagio Pecorino, si prevedono invece 144 appartamenti. E a Catania il sole, le temperature un po' più calde rispetto alla media hanno portato in città, nel centro storico e al mare, tante persone che hanno voluto godersi un primo assaggio di primavera. Ma attenzione, perché nei prossimi giorni le temperature potrebbero scendere, anche se ormai le temperature, quelle più vicine alla primavera e all'estate, sembrano davvero ormai alle porte. Servizio di siamo pronti a goderci anche questo sole primaverile. Nel frattempo ci spostiamo a Canicattì, al cimitero comunale, dove si è svolta la cerimonia di traslazione del corpo del beato Rosario Livatino, che adesso riposerà nella chiesa di Santa Chiara. Il servizio di Davide Sardo. Un lungo corteo di fede e memoria ha accompagnato la traslazione del corpo del beato Rosario Livatino, il giudice martire della mafia, dalla cappella di famiglia nel cimitero di Canicattì alla chiesa Santa Chiara. Dopo una cerimonia privata al cimitero, il feretro è stato accolto dai fedeli davanti al municipio e trasportato lungo un percorso simbolico con soste davanti alla casa natale del beato. Ad accompagnare la bara, oltre ai familiari, centinaia di fedeli, rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell'ordine.
A rendere omaggio al beato anche il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura Fabio Pinelli, diversi magistrati della Corte d'Appello di Caltanissetta, il procuratore generale Lia Sava e il procuratore capo di Agrigento Giovanni Di Leo. Giunto alla chiesa Santa Chiara, il corpo del giovane magistrato riposa ora in un luogo di culto dove la comunità potrà continuare a onorarne la memoria e il sacrificio. La figura del beato Rosario Livatino è diventata negli anni un simbolo della lotta alla mafia e della giustizia ispirata dalla fede. Papa Francesco lo ha definito martire della giustizia e indirettamente della fede, ricordando come il suo impegno professionale fosse radicato in una profonda spiritualità. Ci sono anche 4 sagre siciliane, tra quelle premiate a Roma al Senato alla sagra di qualità promossa dal Proloco italiano. Un impegno che muove oltre 300.000 volontari e che porta milioni di visitatori l'anno appunto in questi eventi. Servizio di Orazio Longo. La sagra della fragola di Maletto, quella della ciliegia a Sant'Alfio, della mostarda di Fichidindia a Pedagagi e della busiata a Salemi. La cultura, la tradizione e la passione delle Proloco italiane e siciliane al centro di un evento organizzato a Roma al Senato, dove è stato conferito il riconoscimento di sagra di qualità, che è andata anche a 4 manifestazioni isolane. Il marchio è assegnato alle iniziative che si distinguono per autenticità, capacità di valorizzare il patrimonio enogastronomico e culturale, sostenibilità e accoglienza turistica. 41 le sagre premiate e 9 eventi. Un segmento, spiega Antonino Laspina, presidente dell'UMPLI, l'associazione delle Proloco italiane, di grandissimo rilievo. Un segmento che aiuta il turismo, ma aiuta soprattutto i piccoli centri, perché va a intercettare quelle realtà locali in cui ancora l'aspetto dell'esperienza, l'aspetto dei prodotti è ancora molto sentito. Sono più di 20.000 le sagre organizzate ogni anno in Italia, che accolgono oltre 50 milioni di visitatori, con il 43% dei turisti che almeno una volta fa tappa in una sagra durante le proprie vacanze. 300.000 sono i volontari impegnati e 2 miliardi di euro sono le risorse prodotte per i territori. Siamo la nazione con il maggior numero di prodotti tipici al mondo, rappresentiamo al meglio le tipicità locali e in questo le Proloco sono assolutamente protagoniste. Adesso ci fermiamo, una piccola pausa, al rientro un'ampia pagina di sport, c'è il derby Messina-Catania. Ancora ben trovati nella seconda parte del nostro telegiornale. Apriamo la pagina dello sport, del calcio. Oggi è il giorno del derby Messina-Catania. Alle 19:30 la partita comincerà al Franco Scoglio di fronte al pubblico peloritano, ma dalle 18:30 al via la diretta in chiaro su Telecolor. Le ultime da casa Catania con Marco Carli. Chiamiamolo esame o chiamiamola volontà di conferma. La partita del Franco Scoglio contro il Messina diventa l'ennesimo spartiacque della stagione rossazzurra, perché adesso, fra una serie di risultati utili e qualche rientro importante in gruppo, non c'è più tempo per restare sospesi. Il Catania, se vuole arrivare al meglio ai playoff, deve continuare a viaggiare, e allora ecco che ciò che si è visto a Latina nel corso della rimonta culminata in successo vale come riferimento. 2 trequartisti, Costoppa che rientra, con Lunetta pronta a fare da incursore sulla fascia, ma anche a cambiare ruolo in avvio o a partita in corso, mostrando la sua duttilità e la capacità di strappare. E poi c'è il genio di Jimenez, unica punta, Montalto favorito, De Paoli con il falso 9 come alternativa. Ci sono poi altri ritorni, Anastasio, Dal Monte con minutaggio più limitato, Di Tacchi e Sturaro che daranno anche dalla panchina il loro contributo di esperienza. Tutto serve per fare bene a Messina e arrivare al meglio ai prossimi playoff. Si arrivi nella maniera giusta, tutte le squadre diventano semplici da affrontare. Se non ci arrivi come ci deve arrivare, diventano tutte difficili, anche le squadre che sono arrivate decime o none negli altri gironi. Quindi queste partite, lo insisto a dire, sono importanti per costruire il tuo obiettivo finale, dal punto di vista mentale, tattico, dello spirito, dell'identità, ma soprattutto, e lo voglio dire, anche ambientale. Dobbiamo arrivare anche con il 12° uomo in campo. Oggi siamo 11,5, non dico 11, dobbiamo arrivare col 12° uomo in campo, ma dipende anche da noi. Il derby sarà in esclusiva in chiaro su Telecolor, 4 ore live a partire dalle 18:30, ampio pre-gara, poi la cronaca integrale, le interviste ai protagonisti, un'altra domenica da vivere insieme con lo sport e con il calcio, targati Telecolor.
In casa Messina invece tanti assenti nel derby, una partita fondamentale per il futuro della squadra giallorossa. Ci fu il punto Sergio Colosi. Emergenza dentro e fuori dal campo. Anche nel giorno del derby con il Catania il tema dominante non si smentisce. Il Messina, che ha un bisogno maledetto di punti e di una serenità societaria lontana anni luce, non può servirsi dell'attaccamento ai colori di Crimi, squalificato al pari di Dumbravano. Mancano ormai da un mese gli infortunati Ingrosso e Chiarella, mentre Buchel e Gianfi, regolarmente convocati, viaggiano sul filo del rasoio, come confermato dal tecnico Banchieri. Cerchiamo di recuperare fino all'ultimo, per noi un giocatore fondamentale come Marcel Buchel, che anche quando l'ho dovuto sostituire con l'Avellino per forza maggiore, perché non sta bene, non abbiamo potuto solo a cava farlo giocare pochi minuti e speriamo di recuperarlo, ci proviamo fino all'ultimo, se non ci riusciamo non sarà della partita. E il resto gli altri ragazzi si sono allenati, però è chiaro che è quasi un mese che giochiamo con chissà 4-5 assenze sistematiche. Il tifo della curva si stringe attorno alla squadra, prevendita timida, nulla a che vedere con il passato. Però noi dobbiamo guardare a noi stessi, noi dobbiamo fare punti per la salvezza, per raggiungere il play-out, per raggiungere un miracolo sportivo che è salvare questo club, questa tifoseria, questa città, ecco. Dopo il derby torneranno d'attualità le problematiche societarie, ma quello è un tema ben più complesso, dove gli umani non possono captare strategie e pensieri di chi governa la CR. E per chiudere la pagina in Serie C, il Trapani ospiterà questo pomeriggio alle 17:30 allo stadio provinciale Giuliano per i Granata, un match fondamentale in crisi perché reduci da 3 sconfitte consecutive. E adesso andiamo in Serie B perché fa ancora male la sconfitta rimediata venerdì sera dal Palermo contro la Cremonese, una sconfitta che ha gettato nello spogliatoio sconforto e un po' di sfiducia. Ci racconta tutto Marco Gullà, scusate. La sconfitta brucia ancora e fa male. Il clamoroso Arachiri con la Cremonese da 2-0 a 2-3 ha mandato al tappeto il Palermo. I rosanero soffrono di rimontite, al contrario. Quest'anno è successo già contro Modena, Spezia e appunto Cremonese. La squadra di Dionisi non riesce a mantenere il vantaggio e in alcuni casi neanche il doppio vantaggio. 20 minuti, quelli di venerdì, che possono scrivere un altro destino al campionato e che quasi sicuramente chiudono i giochi per il quarto posto, che adesso è a -9. Al 27esimo della ripresa sembrava una partita vinta con il Palermo avanti di 2 gol. Dopo il 6° minuto di recupero è stata come un'apocalisse. Dobbiamo reagire, dobbiamo ripartire, c'è la sosta, ma oggi non possiamo perdere questa partita oggi. Non ci possiamo più permettere di avere questi cali e rimettere una partita in gioco dove bisogna avere la capacità di far finire la partita e rimanere 2-0. Nonostante alcuni rumors, Alessio Dionisi resta comunque saldamente alla guida del Palermo. Adesso la sosta, poi i rosanero dovranno riprendere testa e marcia in vista della trasferta a Salerno. Il nostro telegiornale finisce qui, vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo un buon proseguimento di domenica a tutti.